Oh, aspetta un attimo. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Allora, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. No, calma, calma, calma. Facciamo una cosa. Perché io... Bella vecchia, bella fuoco verde. Sto streamando... Aspetta, l'audio si sente? Test audio? Sì. Test audio? Vicenza, Padova, Ario, qua vecchio. Che ti succede oggi? In che senso? In che senso? Che ti succede oggi? Sto bene io. Cioè, non sto benissimo, però ho un po' male oggi, però raffreddore, ma non importa, dai. Boh, perché no? Sì, io sto... Ok, c'è un po' di caos perché sto streamando sia su YouTube che su Twitch, quindi ho un casino di finestre aperte, mi sto un po' incasinando, ma volevo provare a fare sia Twitch che YouTube, perché su YouTube non ho mai streamato, quindi c'è lo... Damn, bruh. Quindi sì, c'è anche su YouTube. Eh, ok, ok. Ok, la chat di YouTube adesso la tiro fuori. Un attimo, un attimo. Sì, sì, è un esperimento oggi. È un esperimento, sto provando a vedere un po' di... Ok, quindi adesso ho OBS, la chat di YouTube, la chat di Twitch. Assetto corsa qua davanti, ho un casino, però voglio provare. Tanto, oh, raga, è divertente, quindi... Cazzeggio, come sempre. Quindi, se per quelli di YouTube, la chat che vedete è quella di Twitch. Per questa live. Altrimenti devo trovare un modo per mostrarle entrambe. Comunque è una live di prova. Quindi, per quelli di YouTube, leggo la chat comunque su YouTube dal telefono, eh. Quindi, cioè, non vi ignoro. Però sì, quelli di Twitch li vedo prima. Tanto bella anche quelli di YouTube. È la prima live che faccio su YouTube, non ho mai fatte. Sempre Twitch. Però voglio provare a fare una multistream. Ok. Quindi sì. Può essere un caos o può essere chill, non ne ho idea. Però dai, è divertente, vediamo che succede. Ok. Ok. Come sempre... Intanto io spero che l'audio vada bene. Come sempre... La prima volta che ti vedo su YouTube, bella I love Rono a zero di YouTube, bella. Che lo vedo su YouTube adesso. Sì, dicevo, come sempre, a inizio live parto sempre con la Huracan performante. Già sapete, per provare i comandi, chi è su Twitch lo sa. Parto sempre con la Huracan e faccio tipo un test drive comandi e dopo faccio scegliere. Ciao Luca Columbus. Ma tranquillo fuoco verde, tranquillo, vecchio, fai quello che devi fare, dopo... Tranqui, non c'è problema. Allora, boom, Huracan performante,
GTA, tranquillo, fuoco verde, in chill. Tanto che sei passato già mi fa piacere, quindi anche se devi andare non preoccuparti. Huracan performante, yes. Ok, Huracan gialla, go e assetto 3. Ok. Quindi sì, è un bel bordello. Però dai ragazzi. Oh, bella fantasma, ci vediamo, ciao ciao. Aspetto sabato. Bella, bella. Sabato oppure giovedì. Dipende. Anche giovedì probabilmente. Comunque ciao, grazie fantasma. Ghost. Vedo che Ronoa Zoro fa un po' di mogging. Visto fa vecchio. Un po' di mogging. Chill, bro. Ciao Beo, ciao Cipollino. Si può, bella. Sì. Che gioco è? Assetto corsa. Ciao, ciao vecchio, ciao, ci vediamo, ciao ciao. Assetto corsa. Come sempre. È sempre assetto corsa. Ci so che è un po' tardi, ma non dovevo neanche streamare, è proprio solo un test. Dopo la MB5, bella Luca. Luca Dumu. Vabbè Luca, ti chiamo Luca vecchio. Va bene, dopo proviamo la... Sì, sì, tranqui. Il gioco è assetto corsa. Posso fissare il commento? Ah, damn, bro. Ciao Beo, ciao Beo. Ok, prova. Vediamo anche se sono centrato. Vediamo. Ok. Microfono qua. C'è qualcosa che... Ok. E... Più basso. Nah. Sì, perché... Sì. Devo vedere le misure. Bitch! Sempre un caos qua. Mettere le... Centrare l'inquadratura giusta perché sposto sempre robe. Vabbè, sembra a posto ragazzi, andiamo. No, Luca, è assetto corsa normale. Come al solito. Io, fatica. Ok. Musica in pausa. No, Luca, è assetto corsa normale, non è il competizione. È con le mod e la lista delle mod che uso è su YouTube. Sotto ogni video c'è la lista delle mod che uso. E niente, sì, tranqui. Ok, e niente, sì, tranqui. Ok, Huracan performante, come sempre, test dei comandi. Damn! Ok, togliamo il virtual mirror. F11. No. F11, ok. Huracan, facciamo un giro con la Huracan dopo. Per le auto ho visto... chi è? Luan. Ah no, scusa, su YouTube. Luan, su YouTube, ha detto prova una M5. Ho una M5 CS, se vuoi dopo provo quella. Luan Domu Laku. Oh scusa vecchio se sbaglio il nome, ma... Vai tranqui. Sì. Allora dopo M5 già me la segno. Ok. Huracan. Fuck. Comunque voi, come sempre, fatemi sapere se l'audio... Una bella kerosene, no, vecchio. Vabbè, magari dopo RS6, chill. Sì, spero sempre che l'audio del gioco non sia troppo basso. Ve lo dico sempre. Buonasera, Emanuele.
Alza bene audio che basso. Audio del gioco basso, ok. 3.7 dovrebbe andare bene. L'audio del gioco. Vediamo adesso. Adesso? Perfetto, bella, bella. Sì, perché io con l'audio sto sempre attento perché, tipo, non voglio che l'audio del gioco sia troppo alto perché Assetto fa un sacco di rumore. Quindi, però, se voi dite che va bene, io mi fido di voi, quindi chill. Vecchio, calma. Nissanismo community, bella, bella, bella quella di YouTube, bella. Vecchio, calma. Ok. Devo andare, ciao Vecchio, ciao. Ciao Diego, primo messaggio. Ti sfido a tirare il freno a mano a 300 orari con qualsiasi macchina. Bella, perfetto, dopo la faccio. Dopo lo faccio. Freno a mano a 300 orari, Vecchio. What the fuck? No. Ok, dopo provo. Prendo una bella macchina manuale. Il traffico. Metto un po' di traffico adesso. Non tanto perché ve l'ho detto che quando streamo offline il traffico per la CPU va a farsi benedire, quindi 21 auto, mettiamo 16 auto. Online è chill perché il traffico è dalla parte del server. Offline è il locale nella CPU, quindi è un po' un caos. Quindi metto un po' di traffico, non tanto. Ma poi l'Huracan veramente... Ecco il lag della muerte, avete visto? Ciao Vecchio, a domani, ciao Nismo Community. Sì, sì. Madonna, oh. Ho fatto... Sei anche su Twitch? Sì. Emanuele Bruno, la chat che vedi è di Twitch. Damn. Ora sono in multistream, si dice così? Sì, ma la chat che vedete praticamente è quella di... Vediamo? Perché non ho visto. Se io scrivo test su Twitch dovrebbe... Oh, sì, sì, sì. La chat che vedi sulla stream è di Twitch. Quindi sì. Praticamente sì. Sì. Quella che vedi qua a sinistra. Aspetta. Sì, sì. Sì, era... è una prova oggi, voglio provare il multistream. Cioè fare stream sia su Twitch che su YouTube. E vedere come funziona. Poi se va bene magari continuo a fare così. E alterno le chat di Twitch e YouTube o metto entrambe le chat. Poi vediamo. Tanto. Ok. Che PC hai? Flix 360. Se vai su YouTube, sulla descrizione del canale, ho ogni componente. RAM, scheda video, volante, sedile, pedaliera, CPU, RAM, tutto. Quindi se vai su YouTube, su infocanale, ho ogni componente del PC che vuoi. Quindi se vuoi vedere su YouTube, è Kano G's mi sembra. Sì, vabbè, sì. Ho tutti i componenti. Madonna. Aia. Comunque su Assetto Corsa c'è una... hanno fatto una nuova cosa col CSP. Adesso per la luce è cambiata. Si chiama LCS, il Linear Color Space. Quindi per il colore adesso tipo dovrebbe essere più realistico. Come sempre quando streamo per la grafica non è al massimo. Adesso tipo non sto giocando a ultra, ho tolto extra effects, ho tolto alcuni shader, cose così. Perché quando streamo è pesante, quindi la grafica che vedete qua non è quella su YouTube, è un po' più bassa. Sì,
Quindi per quello. Quindi non è al massimo, è tipo alto adesso. Però per i colori in teoria ora dovrebbe essere più realistico. Anche per esempio all'alba, tutto, illuminazione, eccetera, dovrebbe essere molto più realistico. Perché Linear Color Space LCS simula l'occhio umano. Quindi per il colore tipo così dovrebbe essere quello più simile all'occhio umano. Tanto io sono un nerd e parlo, però sì. Beh, io ve l'ho detto che sono un nerd di assetto corsa, sono un nerd di computer, un nerd di queste cose qua, quindi già sapete adesso. Beh, sì, io parlo e basta. Aspetta. Sì, scusa. Io ora... Sì, è perché sto cercando di leggere troppe cose insieme, quindi è un po' un bordello. Quindi scusate se per adesso ogni tanto mi distraggo e... sì. Scusate. Prova, ciao Antonio su YouTube, come stai? Tutto a posto? Allora, la Huracan performante, questa qua, arriva massimo a 280, non so se ha un limitatore elettronico. A 370 posso farlo subito con una Ferrari. Fammi vedere, anzi, sai cosa? Se penso a auto che possono andare a 370, ok. Usciamo da qua, rimettiamo la nostra Synthwave come sempre e tiriamo fuori il content manager e prendiamo un'auto ignorante che va veloce e basta. Beh, ho fatto, Antonio, ho fatto il video su YouTube con la Skyline da 7000 cavalli. Arrivavo tipo a 300 orari, no, a 700 orari. E vai su YouTube, il video è quest'auto è un jet a 4 ruote, l'ho fatto a gennaio. Allora ok, Content Manager è qua. La lista delle auto ve la tiro fuori. Comunque 370 easy. Alcune mod vanno a 400 easy, quindi non c'è problema. Ok. Voi dovreste vedere una Lamborghini gialla. Confermate se vedete dalla stream la lista delle mie auto qua. Dovrebbe vedersi. Perfetto. Si vede? Bella. Allora, auto che arrivano a 370, ce ne sono tante. Ok. Dopo M5 in chill, bro. Usa la Skyline per il freno a mano. Perfetto. 370, aspetta. Tranquillo, e io dovrei avere una Skyline tipo di Noesi. Si chiama Demon Spec, una roba di... Questa è quella da 7000 cavalli. Ma Crazy non la guidiamo perché è inguidabile. questa qua. R34 arriva massimo a 330 però. 330 per 370 per una Skyline è difficile. Altre auto in chill. Comunque prima facciamo il test. Ciao Boldux 12. Facciamo un test col freno a mano. Freno a mano, ora provo. Però per il freno a mano è meglio usare un'auto a trazione anteriore e posteriore. Vediamo se quindi una Supra, una RX-7. Vediamo se ho delle Supra. Vabbè, ovvio, figurati. Delle Supra tipo con tuning pazzeschi. Perché la Supra mi sembra che è a trazione posteriore, non vorrei dire cazzate, però penso di sì. Prendiamo una Supra ignorante e poi tiriamo freno a mano, easy. Ma la Supra non arriva a 370. Non penso. Arriverà a 300. Questa è da 900 cavalli, ok. Prendo quella più potente. Questa qua è da 1000 cavalli, ma è la Supra nuova. È la Supra tipo... sì. Vediamo. F40 Ferrari. Oh, bella rally car, bella. Ok, se voglio dopo anche la F40 classica Ferrari. Ok. Allora, Supra a Shutoku, ragazzi, l'ho presa.
Ok. Supra va benissimo, bella. Allora, per le auto da guidare ho visto Supra... Aspetta, musica in pausa, Synthwave. Ho visto Supra, M5 BMW e Ferrari F40. La Skyline. La Skyline, vabbè, sì. La Skyline è la Skyline. Skyline... Sì, perché usare il freno a mano su una macchina a trazione posteriore è meglio perché proprio blocchi le ruote. Ferrari puro sangue non ce l'ho. Che mi sembra che è il nuovo SUV della Ferrari, puro sangue, quella grande. Non ce l'ho però. So che c'è la mod, ma devo ancora scaricarla. Quella puro sangue. Il gioco, Antonio, è il commento fissato. Assetto Corsa è sempre quel gioco là. È quello che porto sempre sul canale. Quindi sì, Assetto Corsa su YouTube, commento fissato. Non competizione è il normale con le mod. E le mod che uso sono sempre su YouTube in descrizione. Questo Supra, manuale, pensavo. Madonna, che ignoranza. Oh, ma sto interno qua di questa Supra qua è ignorantissima. Che miseria. Vabbè, oh. Ok. Però... Aspetta. Il freno a mano non mi funziona su quest'auto qua. Strano però, vediamo. No, su questa Supra qua il freno a mano non mi funziona, però proviamo lo stesso. Sì, perché per alcune mod il freno a mano è tipo disattivato, non so perché. Ah, damn. Porca miseria. No, Rip, il freno a mano non funziona con questa mod qua. Perché lo premo adesso e non va freno a mano, quindi proverò un'altra macchina. Però 370 mi sa che ci arriva, aspetta un attimo. 360? Sì, sì, sì. 370, easy, eh. Oh, basta. Che miseria. 380? 390? 400? Nah. Ecco, sta 400 orari con la Supra. Porca miseria. Però, boia. Un drago, sì, perché sputa un sacco di fiamme. Però conta che è una Supra da 1000 cavalli, quindi... Che miseria. Anche per il suono è assurdo. Ok. Allora, il freno a mano non lo tiro. Però, sai cosa? Penso che se a 380 metto la prima marcia, fa un devasto. Si spacca tutto. Ciao Flix, ciao ciao ciao. Provo a mettere la prima marcia tra poco. Vediamo che succede. Giusto, giusto. Giusto. Però, oh, cavolo, mettere la prima marcia a 300 orari. Meno male che io ho danno al 0%, altrimenti si sarebbe esplosa l'auto. Però figa sta mod qua, sinceramente. Ha un bel suono, ha una bella fisica, non è male. Poi io ho un sacco di mod perché tipo quando entri nei server, ogni server ha un car pack suo, quindi
No, col danno al 100 è devasto. Ogni incidente... Che miseria. Poi lascia una traccia dietro. Una fiammata assurda. Ok. Però dai, bella, pazzesca, dai. Questa spacca. Questa Supra qua mi piace. Non guido molto le Supra. Guido più le Skyline, le Dodge, le Charger, le Challenger. Guido un sacco le Lamborghini. Le Supra, le Toyota non tanto. Però ci stanno, dai. Non è... Il drago vuole prendere il volo. Beh, c'ho veramente 400 orari crazy. Dai. Frizione. Poi ho le altre, vediamo se... abbiamo aperto il cofano. What? Aspetta un attimo. Accostiamo in mezzo alla strada i 4 frecce. Vediamo il cofano. Apriamo il cofano, intanto noi siamo in mezzo alla strada. È giusto. Giustamente mi tamponano perché sì. Aspetta un attimo, vediamo. Cos'ha nel cofano? È un tuning da 1000 cavalli, quindi è assurdo. Tanto là abbiamo KNOG invece. Però aspetta un attimo. Ok, vediamo. Che è sta roba? Porca miseria. Yo. Poi beh. Questa qua sarebbe NOS Boost. Cos'è sta roba qua? È NOS? Beh. Poi vabbè, dentro è così. Qua c'è Android Auto, quelle robe là. Abbiamo la dashboard qua. Bella. Abbiamo qua tutti gli indicatori turbo, pressione, robe là, noiose. Bella. Ok. Quindi freno a mano per questa mod qua è disattivato. Quindi rip. E niente. Forse una RX-7 ha il freno a mano che te lo prende. O una M4 magari normale. Comunque Supra bella. Emanuele, su Twitch meglio. Su Twitch esce la chat sulla stream. Con la RX-7 invece, adesso vedo. Sì, su Twitch è meglio, dipende, è diverso. Vediamo la Mazda. Solo che mi sembra che non ho RX-7 tipo con tuning mostruosi. Vediamo un attimo Diego con la RX-7. Facciamo un po' di cazzeggio, dopo magari Noesi o qualche guida in chill. Però ora facciamo tipo un po' di cazzeggio. Vediamo, Mazda RX-7. Pushing P. Solo che le RX-7 hanno 400 cavalli, 600 cavalli, 525, però sono assurde. Ho quella di Keisuke di Initial D, quella dell'anime. Ho questa. Prendo quella con più cavalli. 700 cavalli, no hesi, perfetto, figurati. Queste qua sono stock, hanno 200 cavalli, sono auto stock da guidare in chill. Questa è quella di Ryosuke, è la FC bianca. Sì. 500, vediamo la RX-7 perché è sempre a trazione posteriore. Quindi la F40 al freno a mano, sì, è una macchina vecchia quindi dovrebbe. Vediamo. F40 Stage 3. Vediamo la F40. F40 Custom. Sì, questa F40 dovrebbe avere... Vediamo questa qua, dai. Ok. Ho messo la F40. Vediamo che succede. Ferrari.
Comunque bella Flix, bella Davide, bella Diego, parla con quelli di Twitch. E bella Aqua Onk, che sono nuovi, che hanno appena seguito, bella, bella, bella. Comunque sì, cerco sempre di guidare, sì, di leggere entrambe le chat, sia su YouTube che su Twitch. Sto provando a seguire entrambe insieme, quindi sì. Sì. Intanto F40, questa, musica in pausa. Vediamo se... È una macchina vecchia. Cioè, vecchia. Sì, relativamente, cioè, vecchia. Anni 80. F40 mi sembra. Frena ma... No, no, aspetta un attimo. Mi sa che il freno a mano proprio non è attivo nei comandi, ma è strano. Perché non lo prende proprio. Vediamo handbrake. Bottoni, freno a mano. Vediamo. Un attimo, scusate. Perché è strano che... Ah, il freno... Il freno a mano non era neanche assegnato nei comandi. Cioè, handbrake, click to assign, cerchio. Sono un deficiente. Ecco perché in questi giorni qua... Ok. Ok. Usciamo e rientriamo. Il freno a mano non era neanche assegnato. Adesso l'ho messo. Infatti era strano che in questi giorni qua proprio non mi funzionava. Cioè, ma non... Ehi, vecchio. Va bene. Sì, sì, sì. Wow, yeah. Ok, adesso è a posto. Mamma mia. Lamborghini Sian non ce l'ho. Se vuoi, ho la Revuelto, Emanuele. La Sian non ce l'ho. Ho la Revuelto, ho la Huracan Spider, Aventador, ne ho tantissime, SVJ, Gintani, tutte quelle là. Sì. La Revuelto è figa, quella nuova. Mi sembra che ha un V12 misto ibrido anche, quindi anche elettrico, arriva a 1000 cavalli. Huracan STO, ne ho una viola che sputa fuori fiamme. Sì, Huracan STO che viola, è solo viola, ignorantissima, tamarra. E Twin Turbo mi sembra, la Huracan STO. Ok, ora il freno a mano funziona. Shock. Ok. Ok, ora il freno a mano funziona. Comunque Omar veramente un mona. La F40 è un'auto vecchia, quindi gli interni sono veramente minimali. Ok, Rally Car F40 top speed, vediamo a quanto arriva al massimo. Intanto mettiamo a posto, come sempre, l'interno. Ok, vediamo. Intanto... Yo, Martin, come stai? Tutto a posto? Martin da YouTube. Ok, la F40 comunque mi sembra che ha solo 5 marce. Sì, la F40 ha solo 5 marce, no 6. Arriva a 300. Ok. Intanto io ho il pedale al massimo, quello verde. 320. Rally Car 320. Poi 330. Ok. La Ferrari F40 massimo a 330 orari. Boia. Ok. Boia, che fiamme. L'audio del gioco è troppo alto o è giusto? Scrivete nella chat se l'audio va bene.
Bella Marti, grazie. E io? Sì, l'audio del gioco è giusto troppo alto, troppo basso. Giusto, perfetto. Perfetto, grazie, grazie, grazie. Allora, oh, Ferrari Rally Car 330. Ora prova col freno a mano, vediamo. Ora che finalmente ce l'ho. Ok, quando... Niente, succede giustamente questo. Chiaro, chiaro. Ok. Comunque sì, F40 ha fatto 4 sì, ha fatto You spin my head right round, right round, when you go down, when you go down. Ha fatto così più o meno, provo. F40 comunque ci sta in chill. Ho mai provato una RX-7. RX-7 la provo adesso. E... non mi ricordo quale RX-7 ha tipo un suono pazzesco. Vediamo adesso. Comunque io che come un deficiente che non ho messo neanche freno a mano. Cavolo. Ma capita invece. RX-7 ne ho un bel po' stock. Guido spesso le RX-7 stock perché sono chill. Hanno 200 cavalli, sono calmi da guidare. Quindi spaccano per me. Le auto stock le guido spesso. RX-7 ne ho un sacco, ne ho un sacco. Ne ho un sacco di saranno quante? 20 queste? Non lo so adesso. Stock no. Vediamo. Rally Car su YouTube dice mettere il 100% del danno. Ok. Questa è di Kunos. Vediamo. 500. Prendo quello con più cavalli e basta. Adesso metto anche il danno al 100%. Sì, sta qua mi sembra che è quella con più cavalli. 640, 6... sta qua. Sì. Vediamo che colori ha. Oh raga, colori. Colore, che colore mettiamo? Adoro le FC, anch'io. Io guido spesso la Mazda RX-7 FC Infini a 212 cavalli. È un'auto stra-chill da guidare, è calmissima. Bianca, perfetto, perfetto. Cioè bianca o bianca, tutta clean bianca, perfetto. Sì, le FC sono chill da guidare, sono proprio... Sì, sono tranquille. 200 cavalli, 5 marce, va in chill, ha un bel suono del motore. Blu scuro, ho già fatto bianco, scusa invece. Sì, FC sono chill. A me piace guidare la GT86 Toyota. Sì, per le auto manuali chill, tipo perché ho un sacco di mappe tranquille, per tipo col traffico, chill, mari di montagna, eccetera. E se hai auto da 200 cavalli, 160 cavalli chill, ci sta, è calmo da guidare. Invece Shutoko, autostrade, sì, crazy, è un'altra cosa. Rally Car RX-7 di Fast and Furious, non ho la mod, devo trovarla. So che c'è, però devo trovarla. Sì, Martin, io sto streamando su Twitch e anche su YouTube, però su Twitch è più comodo perché la chat che appare qua è su Twitch. Quindi vai su Twitch, KnoGs, e c'è la stream là. Perché streama da Twitch, prende la live da là e la mette anche su YouTube, tipo, la copia. Peugeot preferita, non conosco molte Peugeot, quindi se vuoi vai su Twitch, è meglio. È sempre Kane_UGZ. Peugeot preferita, non conosco molte Peugeot, ho guidato la 308 e spacca, quindi ti dico quella. Peugeot 308, sì.
Quindi sì, se volete andare su Twitch è più interattivo per la chat. Magari anche... E si vede anche meglio. Vedo che la qualità su YouTube è più bassa per i canali piccoli. Astuccio, bella Martin, bella bella. Ecco, salutiamo Martin. RX7, aspetta, abbiamo qua tutto a posto. Bella, grazie, ciao Astuccio. Gara di drifting, Diego, non so driftare, guarda, neanche per salvare la mia vita. Ogni tanto provo, non so driftare, proprio non riesco. Perché praticamente io provo a fare dei drift, spinno e dopo quitto, rage quitto e smetto. Non sono tanto diverso, in che senso? No, no, questa RX-7 qua non è quella col suono pazzesco che intendo io. No, comunque driftare no, neanche per salvare la mia vita, non ci riesco. Però so che se impari a driftare su assetto, tanti che lo fanno su assetto dopo imparano a farlo anche nella vita vera. Perché tipo quello che impari qua cioè sì, lo porti anche nella vita vera. Perché controllo del peso, controllo dell'acceleratore, eccetera. Auto preferita? Ne ho tante, non ne ho una. Mi sembra che sta qua è quella col sound assurdo, quella rossa, dov'è? Non è questa? Dov'è? Spero sia questa qua. Rally car, auto preferita, non ne ho una. Non ho un'auto preferita, ne ho tante che mi piacciono. Perché tutte le auto sono diverse. Tutte le auto sono diverse. Un SUV, ti direi Lamborghini Urus. Se mi dici un'auto sportiva piccola a trazione posteriore, ti dico una BMW M4, dipende. Auto preferita di sempre però sono la Skyline R32, Skyline R34 e Huracan performante. È nella mia top 5 queste tre auto qua. Ok, spero che sia sta qua quella col suono. Grazie Astuccio per 100 bit. Cheer. Cos'è? Grazie, grazie. Ok. RX-7, questa qua. Vediamo se è quella col suono figo. Mi sembra che è questa. Ma sta qua fa un sacco di rumore. Sì, si fa un sacco di rumore. Fa un casino di rumore. Siamo a 6. Mettiamo un po' di tramonto, dai. Tramonto con Broken Clouds, spacca, è un vibe. Comunque sì, auto preferite, R32 Skyline, R34 Skyline. Sì, sound ci sta, dai, non è male. Quindi dai. Questa mod a livello di estetica, che auto vorresti avere nella vita reale? Ti dico, per me è figo avere un'auto che puoi usare tutti i giorni per fare tutto. Per me una delle auto più complete è la Lamborghini Urus. Quindi sì, sarebbe figo averne una. Solo che costa mantenerla, quindi sì. Però la Urus sì. La Urus sì. È un SUV pratico, ha tante funzionalità, dentro è figo. La Urus, se potessi permettermela e mantenerla, sì, prenderei una Urus. Sì.
una Urus o una Honda Civic Type R del 2023, manuale, divertente, ci sta. 300 cavalli, quindi nulla di pazzesco, però è bella da guidare. Sì, super bollo, eccetera, assicurazione, so che sai una Urus, però beh, so che se puoi permetterti una Urus, dopo sì, assicurazione e bollo sono spese minime, quindi alla fine, cioè, non è problema quello. Sì. Non penso che chi compra l'Urus si preoccupa del bollo, super bollo, cioè, alla fine è una spesa, cioè, minima rispetto al prezzo dell'auto. Un Urus costa 300.000 e passa euro, quindi se paghi 5-6.000 o quello che è di assicurazione bollo, sì, capito? Ok, ho messo un po' di traffico, non troppo. Oh, comunque sì, la Urus mi piace tantissimo come auto. Bella. Bella Ale, come stai? Che miseria. Oh, tanto così è. Astuccio, allora, la Jeep Trackhawk RX-7, sì, bella. Bella. La Jeep Trackhawk è bella, ma la Jeep Trackhawk piace anche a me. È una macchina mostruosa, però per me la Urus è più pratica, non so, mi piace di più. Mi piace di più. Una è un V8 col turbo, una è un V8 col supercharger sovralimentato, sono diversi. La Jeep Trackhawk fa... Sono auto diverse. A me piace più la Urus però, sinceramente. Tra le due auto, anche comfort, luxury, la Urus mi piace di più dell'altra parte. Ma entrambe sono auto fighe, cioè, sì. Ho fatto un crash della muerte. Moto preferita? Moto preferita? Non so assolutamente niente di moto. Zero. Non so niente di moto. Quindi non ho moto preferite perché non ne conosco nessuna. Praticamente. Bella, bella Mattias, grazie, grazie, grazie. Audi RS6, anche quella V8, bella. Sì. Sì, sì. Anche la RS6 è bella come auto, sì. È bassa, lunga, ha un vagone, ha un V8. Mi sembra che ha 600 cavalli, quasi come la Urus. Sì, l'Audi non è male, ma non so, la Urus sì. Proprio è cattiva la Urus. Comunque anche l'Audi si sta, spacca. JDM sono fighe, però... Ma alla fine dipende sempre cosa vuoi fare, cioè... Una JDM come auto giornaliera è comoda, perché tante JDM hanno solo 2 posti. Se vuoi l'auto perché ti piace, ok, ma io parlo sempre a livello di praticità. Per esempio, una RX-7 a livello pratico non è pratico, è figa. Una Supra a livello pratico non è pratica. Una Skyline è pratica, capito? Però sono fighe, cioè sono fighe. GDM sono fighe, ma come auto giornaliera un po' scomodo forse. L'auto più veloce che la Urus sia costruita sulla base Audi, te ne sai qualcosa? No, non lo so. Non lo so. So che la Huracan ha lo stesso motore dell'Audi R8. Ha sempre un V10 da 5.2 di cilindrata. Mi sembra che è lo stesso motore. Adesso non so perché dicono che la Urus si basa sulla Audi RSQ8, motore, tutto, design, sono molto simili.
però non so dirti. Ma comunque Audi e Lamborghini, sì, hanno molte auto simili. Sì. Sulla base, non lo so, potrebbe essere. Urus e RSQ8 sono simili come auto. Comunque l'auto più veloce che ho guidato su Assetto è la Skyline del video da 7000 cavalli. Sì, sì, bella questa RX-7. Barbara Fazzini. Barbara, ciao Barbara. Eh, ciao Vecchio, ciao Vecchio. Sì, l'auto più veloce che ho guidato su Assetto, parlo con quelli su YouTube, è la Skyline da 7000 cavalli. È un concept, è impossibile farla, però tipo sono arrivato a 700 orari dopo l'auto in penna e adios. Ho il video su YouTube. Comunque sì, è bella questa. Ok, aspetta. Sì, sì, sì. Ok, aspetta. Pausa. Frena, frena. 4 frecce. Aspetta un attimo. Ok. Sto controllando solo un attimo. Mi spieghi cosa sono i cavalli sulle macchine? Non so spiegarti bene, è la potenza. Quanto una macchina riesce a spingere. Una Fiat punto da 70 cavalli ha una certa potenza, non spinge tanto. Una Lamborghini ha un'altra potenza. Indica la potenza cavalli. Sì, non so benissimo, però so che vuol dire questo. Ciao Relicar, notte, 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 notte. Sì, proprio è proprio a spanne, ma neanche... Sì, è la potenza della macchina. Non so farti la spiegazione. Sì, 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 hai visto? Sì, sì, è la potenza, sì. Poi c'è la potenza, c'è anche la coppia, sono tante cose, ma... Sì, sì, sì. Accelerazione, sì. L'accelerazione però dipende anche dalla coppia del motore. Quella che è in NM, Newton metri, quella roba là. Sì, sì, Newton, sì, sì, sì. C'è anche la coppia e la potenza. Quindi la potenza da sola, cioè un'auto che ha più cavalli non vuol dire che ha tempi più veloci, magari da 0 a 100, accelerazione su tante cose. È un misto, però sì, dai, più o meno è a spanne. Ok, intanto che guardo delle cose qua. La prossima auto che guido qual è? Vediamo. O scelgo io? Da sola. C'è un'auto. Sì. Comunque su YouTube sto controllando la qualità della stream. Su YouTube la qualità è bassa, vecchio. Cioè, sì. Penso che la targa Doritos sia tipo per il motore, perché è tipo Rotary Doritos. Penso sia quello. È un meme, probabilmente. Sì, su YouTube la qualità è più bassa rispetto a Twitch, ho visto. Cioè, la qualità su YouTube fa schifo, c'è per il live, però... Pazienza. It is what it is. Muscle Old Style. Quindi una Dodge Viper. Vediamo. Tanto Synthwave, aspetta. Uh, Playmouth, non la conosco. Mattia, auto preferita? Forse Skyline R32 e Lamborghini Urus e Huracan Performante. Ne ho diverse. Perché sono tutte auto diverse. Muscle Car, sì. Una vecchia Ferrari. Una vecchia Ford. Muscle Car americana Dodge Hellcat, SRT, nigga, campo la Challenger Charger. Lambo o Ferrari? Diverse, sono diverse. A me piacciono più le Lamborghini forse. Sì, sì. Però ci sono anche Ferrari fighe, sono diverse. Ma tra Lambo e Ferrari scelgo Lamborghini io. Ciao.
La macchina azzurra che carreggia contro Saetta. Ah no, io Cars non l'ho mai visto, quindi invece non ho idea. Cars non l'ho mai visto, lo so, mai visto. Che auto guido? Ho visto BMW M5, se no andiamo online. Volete noesi, un po' di guida spericolata oppure guida chill online? Sì, io Cars non l'ho mai visto, quindi lol. Thunderbird. Comunque sì, io non sono un esperto chill, non sono un esperto di auto, non so nulla di auto, so solo che hanno 4 ruote, hanno dei bei motori, hanno un bel suono e sono divertenti e mi piacciono. Non so i dettagli tecnici, però so che adoro le auto, mi danno una gioia pazzesca, quindi sì, proprio non so dettagli, robe così, però sono fighe. Base, trazione, motori, tipi di motori diversi, eccetera. Sì, un po' di roba sì, ma minimo, minimo. Sì. Non sono un esperto di auto, nah, figurati. Vediamo un po' di server online. C'è Formula 1 no, non la seguo. Io non seguo nessun tipo di competizione sul circuito. Né Formula 1 né GT3, proprio no. No. Non seguo competizioni, cioè motorsport no, lo seguo. Online un server figo che ho portato qualche volta su YouTube è ACP Metaverse. È un server che ha fatto un italiano, è una mappa completamente diversa, tipo futuristica, cyberpunk. E prendiamo la 370Z Nissan che mi piace tanto. Questa mappa è figa, è una mappa un po' diversa dal solito 370Z, ok, perfetto. Sì, ora ve la faccio vedere, è qualcosa di diverso, ma è una figata assurda. Sì. Poi sta qua è una mappa tipo anche roleplay. Ah, se? Sì. Bella notte blu, bella bella. Ciao Chris, ciao Chris. Eh sì, in effetti è un po' tardi perché è tipo lunedì alle 23 quasi. Però magari giovedì alle 19:20 così più in chill. Grazie Astuccio, bella bella. O Martin penso. Notte. Grazie per essere passato. Sì, è una mappa che si chiama ACP Metaverse. Puoi fare punti, puoi comprare auto, puoi fare gare di drifting, puoi scappare dalla polizia, puoi creare il tuo personaggio e puoi collezionare punti, eccetera. Quindi ci sta. Notte, raga, notte. Quindi sì, ci sta. È una mappa chill comunque, figa. Città futuristica, spacca secondo me. Ok. Ok. E niente, dai, oh, vediamo sta mappa qua. Era un po' che non ci guido, ma è figa. Bella, bella. Sta caricando ancora, intanto che carica, mettiamo ancora la musica, dai.
Ok. Bella Baku, come stai? Ok. One moment, one second, please. Aspetta un attimo invece. Bella Simone, come stai? Simone su YouTube, sì. Aspetta. Vediamo l'audio se va bene. Test audio. Aspetta. Vediamo l'audio se va bene. Test audio. Perfect. Sì, io controllo sempre, come sempre, perché non sa mai. Io adesso con l'audio non dico ossessionato, però sì, sì, no, con questa Z qua, Drifty, che è una meraviglia perché la trazione posteriore e tutto. Sì. Sì, perché io ora guardo sempre l'auto, visto? Puoi fare soldi, puoi gareggiare, puoi fare un sacco di robe. È una figata come server, visto? Welcome back Kano G qua, visto? Welcome back Kano G. Cioè, proprio sta auto qua è pazzesca. Cioè, sto server qua è assurdo, cioè, visto? È tipo roleplay. Io, bella De Pro, come stai? Ok, come chiudo però? Il server... No, 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 è ACP Metaverse. Fisso il commento? Ok. Ok, voglio chiudere sta interfaccia qua. Come si chiude? Non mi ricordo. Me... Esc. Yo! Aspetta un attimo. Io, aspetta un attimo, aspetta un attimo. X, ok, mamma mia Tanto qua c'è anche la dashboard sua. Sì, questa sì qua spacca. Che poi questi server qua hanno anche tipo i neon sotto nelle auto, è assurda. Ok. Facciamo un po' di burnout. Donuts. Di ciambelle. Sì, sì. Il burnout è un'altra cosa. Il burnout deve essere questo, vediamo. Questo è un burnout. Vabbè, oh. Comunque, server ACP Metaverse, server roleplay è una figata. Ha un sacco di posti. Sta mappa qua è gigante. Visto? Mappa futuristica, all'autostrada, alla città, a ponti, ha un sacco di roba. Diciamo che è una cosa diversa dal solito. Visto a garage, diciamo che sì, mappa figa, futuristica e ha un sacco di gente attiva, quindi è una figata assurda. Guidiamo un po' qua in chill. Alright. Su assetto puoi modificare dei veicoli con EQ Tuner, tipo con ladino, puoi tipo modificare certe robe. Io non so come si modificano le auto, quindi rip, no no. Però sì, si possono fare tuning, modificarle, eccetera. Andiamo un po' nella parte della città, dai. Un po' di guida tranquilla, qua c'è anche il traffico, quindi attenzione. Ok, visto il traffico qua. Ora sono online. Oddio. Spero che non laghi. Spero che non laghi nella stream perché è un server un po' pesante. Tante luci, riflessi, eccetera. Spero che non laghi troppo. Intanto io guido tranquillo.
tanto io guido tranquillo. Visto con calma. È una mappa gigante, vecchio veramente. Anche tutto visto, murales, eccetera. È una figata, diciamo. Faccio un po'... Sì, io in questo server qua ci gioco dal 2000, c'è Kobe Bryant là, dal 2023. Guido poi in terza e dopo alterno prima persona. Alterno sempre le visuali io, comunque sì, è veramente figo. Ok, cioè da guidare in chill soprattutto di notte. Perché sta mappa qua è figa, ok, di giorno. Ma di notte sta mappa qua cambia faccia, ha tutti i neon, riflessi, è una figata di notte. Ok, calma. Sì, questa mappa qua è figa da guidare di notte con un po' di synthwave, musica chill, così te la guidi tranqui, spegni tutte le luci, vai in prima persona, così te la guidi in chill, ci sta, spacca. Aspetta, alziamo un po' il volume. 3-7. Oh, damn. Là c'è la Skyline Corporation, là. Ecco, astuccio. Astuccio è nel mio stesso vibe. Io Vaporwave e Synthwave vecchio. Questa è la mappa perfetta. È la mappa Vaporwave, mappa Synthwave. È perfetta. Neon, luci, viola, rosa, capito? Di notte Synthwave è un vibe. In chill è un vibe assurdo. Comunque se vedete come si muove la camera dentro così con le forze G quando freno, quando accelero, è un preset del NEC FX che trovate su YouTube nei video in descrizione. Comunque sì dai, abbiamo fatto molto... Sì, NEC FX, sì, bella invece. Tanto qua... Sì sì, è fighissimo. Scusa vecchio. Ok. Sì, guida, dai, un po' di guida chill, che ogni tanto ci sta. Perché il neck FX simula molto il movimento appunto del collo, eccetera. Perché quando freni fai così, quando acceleri fai così, quindi simula molto questi movimenti qua. Poche parole, eh. Fatto che save, visto per esempio quando accelero, frizione, prima marcia, visto che fa così, dopo quando freno fa... No, col VR il neck FX è inutile, cioè non serve proprio perché sei tu che muovi. Simone, sì, dopo cambio auto, se vuoi. Dopo penso che volete, questo qua è un server figo chill. Se cambio auto, volete questo server qua oppure Shutoko, autostrada o tipo mappe come eh, Los Angeles Canyon di montagna, Sydney, perché ha tante mappe chill per guidare tranquillo. Tipo ora io guido Los Santos c'è, ma è pesantissima. Quindi sì, fatemi sapere se volete ancora sta mappa qua dopo o se volete altre mappe magari
C'è anche Union Island. È figa, è una mappa tropicale tipo Caraibi, quindi spiagge, eccetera. Ci sta. Ok. Sydney West è bella. Sydney è chill. Aspetta, posso anche togliere la UI? È più real, vero? Visto così. Facciamo un po' senza UI, senza interfaccia. Così, vediamo. Sta. Sì, sì, sì. Mappe chill sono tante. Ok. Notte, Diego, notte. Ma qua c'è il McDonald's falso. McDonald's. Notte, bro, notte. Ok. Tranqui, chill. Ok. Stavi salutando il bro... Lo stacco fino a quando live non finisce, ok, ok. Ok, ok. Bella, Diego, bella. Wow. Oh, la Prius verde. Cavolo. Mi ha tamponato, perfetto. Ok, un po' terza persona adesso, alterniamo. Così vedete anche un po' più la mappa. Ok. Intanto là vedete la città, i grattacieli, eccetera. Oh, ma oh, la 370Z ha un suono. Wam, wam. Assurdo. Wam. Quando scali di marcia e fai un rev matching. Sei cilindri? Non lo so. Non penso. Nah, vediamo. La 370Z Nismo, quanti cilindri? 6? No. 370Z Engine, vediamo. Ah sì, ha un... Sì sì, 6 cilindri V6. Sì sì sì, ha un V6. 3.7 litri V6. Sì 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 sì. 6 cilindri sì. Come la GTR. 6 cilindri. In effetti, come suono, è simile alla Nissan GTR, quella nuova, la R35. Hanno un suono molto simile, tipo, cioè un V6, un V8 e un V10, un V12. Hanno suoni molto diversi. Sì. Brabus Rocket, sì. Dovrebbe essere una Mercedes, Simone, dovrei avercela, la Brabus. Sì, sì. Dovrei avercela, sì. Deve essere una Benz Brabus, mi sembra. Una E63.
Brabus. Comunque dovrei avercela perché so che ce l'ho. Una Maybach. Sì, sì, sì. Infatti ha un suono simile alla GTR. Sì, 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 sì. Madonna, sì. No, la Lexus LFA ha un V10 assurdo. Sì, 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 sì. Però questa Nissan qua ha un suono simile alla Infiniti G37. È molto simile, eh? È molto simile alla Infiniti G37. Hanno un suono molto simile. Anche quella ha un V6, penso allora. GT63 Brabus, ok, sì. Dovrei avercela comunque. Ok. Aspetta, cambio auto. Eh? Anzi, anzi. Aspetta, no, anzi. No, no, io scappo. Sono le 11, devo andare via adesso. Quindi sì, oggi ho fatto un po' tardi perché tipo volevo provare multistream. Dovrei tornare giovedì pomeriggio. No, giovedì sera, però prima. Magari verso le 19 così. Perché oggi è il 22, è un po' tardi, vecchio, vecchio. E niente, grazie a quelli di YouTube, grazie a quelli... Ciao Emir, bella da YouTube, bella. Niente, grazie a chi è passato, ci vediamo, sì, settimana, sempre di sera, penso comunque. Sì. Ciao ragazzi, notte.